Serie B-Win, tutti i colori della passione. Per la 37esima giornata di Serie B-Win il Torino ospita il Crotone, Granata caccia dei 3 punti dopo che la Corte di Giustizia federale ha confermato l'1-0 per il Padova nel match sospeso lo scorso 3 dicembre. Dopo il 3-0 a tavolino per il Granata, cambio di decisione e allora il Torino torna a quota 67. 3 punti sono vitali per continuare a sognare la promozione diretta in Serie A Team. Il Crotone invece si presenta dopo 11 risultati utili consecutivi, 4 vittorie nelle ultime 5 partite. Comincia bene il Toro, cross di Antenucci, testa di Sgrigna, para Belek dopo appena un minuto di gioco. Al terzo il Toro in vantaggio, angolo di Sgrigna, testa di Kamil Glik per il polacco. È il secondo gol in questo campionato di Serie B-Win. Dopo aver segnato contro la Regina si ripete ancora su azione di calcio d'angolo e regala il vantaggio ai Granata. 1-0 in favore del Torino sul Crotone dopo appena 3 minuti di gioco. Crotone che prova a reagire al 28esimo, cross di Khalil, al volo De Giorgio, pallone che prende una traiettoria strana ma comunque termina sopra la traversa. Ventura un po' preoccupato anche perché il Crotone continua a insistere. Qui rivediamo ancora l'acrobazia di De Giorgio con il pallone alto sopra la traversa. Al 31esimo punizione di Caccavallo, testa di Vinetò, pallone che termina fuori di un nulla. Torino che rischia ancora di essere raggiunto e allora prova a farsi vedere ancora in attacco. Cross di Parisi, testa di Antenucci, pallone che termina sul fondo. Gli applausi di Antenucci, questo è il preludio al gol che arriva al 39esimo. Ancora Antenucci, lavora un ottimo pallone sulla destra, cross per la testa di Sgrigna che non sbaglia e regala il 2-0 al Toro. Partita virtualmente chiusa per il Granata, 7° gol in questo campionato per Sgrigna. Settimana scorsa, anzi nel match di mercoledì contro la Regina, era stato tenuto fuori insieme a Guberti e Oduamadi. Qui invece Ventura gli dà spazio e Sgrigna lo ricambia, lo ricompensa con un gol. Poi Iori per Antenucci, parata ancora una volta del portiere del Crotone Belek. Un po' preoccupato Cairo, che forse riflette sul finale di campionato, che insomma senza i 3 punti che erano stati dati al Toro contro il Padova sarà un pochino più complicato del previsto. Qui Sgrigna ci prova, pallone in out, poi però al 60esimo episodio che riapre il match. L'arbitro comanda un calcio di rigore, sandwich di Glik e Ogbonna su Khalil. Secondo il direttore di gara calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Gaetano Khalil che non sbaglia, pallone da una parte, portiere dall'altra. 14esimo gol stagionale per Khalil, che poi esulta, richiama i suoi alla riscossa. 5 minuti dopo è ancora Khalil a rendersi pericoloso. Crotone che va vicino a un clamoroso pareggio. Super intervento di Benussi che mette il pallone in calcio d'angolo. Bella anche l'azione dopo il tacco di Florenzi e il tiro di Khalil. Al 77esimo il Toro prova a richiudere il match con un pallonetto di Vives, ci prova da lontano, palla che termina alta sopra la traversa. Ancora Vives ha una grande occasione all'85esimo, regalo di Belek che poi però si fa perdonare e blocca il tentativo dell'ex centrocampista del Lecce. Ecco qui la parata di Belek, alla fine ancora il Toro pericoloso con Oduamadi. Belek è ancora attento e allora finisce 2-1 per il Torino che torna a quota 70 punti in classifica. Il Crotone invece, che non perdeva dallo scorso 31 gennaio, si ferma a 11 risultati utili consecutivi.